fare una canzone così forte, tu. Si e va, poi hai fatto un'altra dopo. Quella ha fatto la seconda. Buonasera, come stai Maria? Tutto a Bene, posto? 16 Mary, come aprile, stai? il 16 aprile su Canale 5. Sì, 16 Vai, aprile, no, Avremo modo felicissima. di dirlo. Avremo modo di dirlo in questo ok. intervento che siamo Ok. Maria Bella, che sì, t'avevamo detto noi? Che t'avevamo detto noi che non si può dire più niente in Italia? Hai visto che casino che è successo per quella battuta della settimana scorsa? È successo il casino. delirio! Mamma Adesso mia, lo mamma rifanno. mia, mamma mia. Telefono bollente sabato sera dopo la puntata. Squillavo, mi chiamavano di continuo, ma anche le escort il sabato sera hanno il telefono così bollente. Un casino. Mi chiamavano, che è successo? Che è successo? Più a medio esagerati, più a medio come si permettono. Tutti i giornali con i titoloni. Più a medio fuori luogo, un casino. Ma non infatti. gioca tu, per dire. Perché è troppo, però va è una battuta, signori. Ma non si è offeso nessuno, questa è la cosa bella. Si offendono gli altri al posto dei protagonisti. Bravo. Infatti, il giorno dopo, subito, Belen ha messo un post. Guarda qua, che ha messo Belen, guarda qua. Che qua si è infiammata la cosa. Perché Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca. Qua Quindi Maria. hanno pensato che fosse riferito a voi. sono partite Ehi, le migliori casino, testate giornalistiche. casino, Vedi tu quanti quanto titoli, bordello. un casino. E tutti i giornali che parlavano, Draghi che ha fatto il DPCM sopra le saponette. Mamma mia. Zecca, Murioni, i virologi hanno detto no, ci dobbiamo occupare di sta cosa qua, mo dobbiamo parlare della saponetta, dei rischi della saponetta se cade, tutta una serie. Guarda che articoli sono usciti. Maria, il casino, guarda. Guarda qua, guarda. Belen furiosa, coppia medio, sciacquatevi la bocca. Metti l'altro, metti un altro. Ecco. Lavatevi. Lavatevi. Cioè, questo è anche offensivo. Che cazzo? Un'invettiva igienica nei nostri confronti. Stavano arrivando in assa a casa a fare chiudere la camera da letto. Però, onestamente, Maria, ma se noi avevamo la saponetta della Chanel, come Belen, la usavamo per lavarci, la mettevo a fianco al braccialetto duro della prima comunione. Cioè, noi ci laviamo con il. Bravo Dio. Noi ci laviamo con il Vidal dell'MD a 75 centesimi, muschio selvaggio e menta. Sai, fresco una settimana. Che comunque, alla fine, proprio. Stefano. Mica tu ti sei offeso. La verità. La verità. No. Non ti sei offeso. Io sono contro la censura comica perché altrimenti Bravo, non Bravo Stefano De Martino! Leggerezza! Leggerezza! Ma lo sai qual è la cosa ancora più bella, Maria? Che a un certo punto, domenica notte, ci è arrivato un messaggio, lo sai da chi? Drin drin, drin drin, drin drin. No, da Belen Rodriguez in privato. Guarda qua. Giustamente, Guarda. ci manda, ragazzi, mi dispiace. Ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliato con un sacco di insulti e mi sono girate le palle. Ma non era rivolta a voi, mi dispiace se ho creato un casino. Quindi hanno fatto un burrel per niente, un casino per niente, Maria. Vabbè, io poi Dai. per rispondere le ho mandato un sacco di fotografie di l'ho mandato lo shooting. Che è inutile fare. No, per chiedere consigli, lo shooting mio quando salgo sul pedalò sul lippino bianco, capito, col bagnato così i capelli. Comunque stai alla Però fine. per chiedere consigli a lei. Però No. siamo rimasti in buoni Sì, rapporti. buoni Cioè, rapporti, buoni lei rapporti. ci ha tenuto a chiarire che giustamente non ci è rimasto male nessuno. Tutto è bene quel che finisce bene, anzi io quello che ti consiglio, mo Santiago cresce, arriverà sta bambino non lo so che sarà, vi fate una bella famiglia allargata, tanto mo si usa. Fa Oh, come no. Rudy Zerbi che ha 15 figli con 13 modi diversi, come gli egiziani. È lassù, è lassù. Là l'avete messo, ciao Rudy! Quel pranzo di Natale non si deve capire niente a casa tua, non li Bellissimo. riconosci, ma chi è questo? È incredibile Maria, comunque sto fatto che in Italia, vedi, noi ci abbiamo ragione, non si può dire più niente perché chi si doveva indignare non si è indignato, si sono indignate delle persone i cosiddetti leoni da tastiera che hanno rotto, scusa Maria fammelo dire, perché veramente è diventata indecorosa questa cosa qua. E loro non si sono indignati, ma è giusto così perché ragazzi stiamo vivendo un periodo di pandemia e la leggerezza, l'autoironia ci salverà, dobbiamo essere autoironici. Esatto, che esatto, noi cazzo. italiani siamo così. Che L'ha cazzo. capito un'Argentina. È che ci vogliono tristi come i tedeschi, basta. Ecco perché parte un programma in prima serata su Canale Felicissima 5 sera. che si chiama Felicissima Sera. E No, però è bello, capito? Bisogna ridere, voglio veramente, sto fatto deve basta, ne abbiamo le scatole piene, ridiamo, perché già sotto la mascherina non si vede neanche il sorriso, si fa fatica, poi Maria tu lo sai,
quando si ride si diventa tutti più belli. Tranne Rudy che può ridere quando vuole. Anzi, io consiglio di tenerla sempre più spesso la mascherina. Rudy, non puoi fare. Scusa, Maria, non puoi fare il professore mascherato. Lo vendere con la testa del coniglio. Sarebbe una bella cosa. Comunque Maria, in questo periodo di pandemia non si capisce più niente, ci siamo tutti adattati a fare altre cose, ci siamo tutti reinventati. A casa chi cucina, chi fa i lavoretti, hai visto? È successo un casino. Anche, perché... anche gli artisti, quelli Sì. dello spettacolo, si dice, poi succedono i casini. Hai visto a Neck che è successo un po' di tempo fa? Che si è tagliato 3 dita con una sega alla sì, mano. certo. Poi non so come ha fatto, perché noi da tanto tempo, Dai. ma mai a tagliarci le dita. No, non so. Io sapevo che si diventava ciechi, ma a tagliarsi le dita. No, Non so come ha fatto. sono incidenti domestici che succedono pure a Gianni Moranti. Hai visto che è successo con le mani, è caduto nel fuoco, si è bruciato qua tutte le mani. Abbiamo visto una foto con Instagram che sta con tutte le fasce, con queste mani grandi. Sembra Finito in Topolino a ospedale. Disneyland. Hai visto come sta? Sta così. Guarisci presto, Gianni, ti aspettiamo. Mi Guarisci raccomando. Gianni! Gianni è il numero Sì. 1, quindi siamo vicini a Gianni Siamo vicini a Moranti. Gianni. Tra No, poco devi tornerai. noi dello spettacolo non dobbiamo fare niente, Gianni. Bravo, E vedi Emanuele bravo. Filibert. È una vita che non fa un cazzo, non si fa mai niente. Manco una goccia di mercurio cromo ho mai conosciuto lui. Sta fermo alla poltrona, mai, è vero? Ma sti 3 stanno sempre. Sto fissi. Sì, Cioè, giudici fissi. sì. Ma stai proprio alle pezze, Maria, no? Perché no, dicevo, gli altri anni eravamo abituati a Ricky Martin, John Travolta. Io sono molto felice di loro tre. No, anche noi, però. No, no. Però dico, che cazzo, proprio la giuria l'hai presa all'Eurospin, Maria, quest'anno. Sei andata. No, ma poi, Allora- allora capisco, proprio, giusto per chiedere, magari. Cioè, lui, Stefano, esperto di ballo, no? Sì, Sasci, esperto di vabbè, di canto. Vabbè, esperti di canto. No, no, esperti di canto. Vabbè. Sì. Emanuele Filiberto, esperto di che? Di sottacini. Che c'è? La prova di come avvitate le melanzane sott'olio? Che c'è? Che fate? Maria, noi mo ce ne dobbiamo andare perché veramente. Dai, si è facciamo fatto gli tardi. auguri che dobbiamo fare, facciamo un'altra polemica, dai. Facciamo gli auguri a chi è giusto farli perché finalmente è nato il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, anzi la figlia. Non so se qualcuno se n'è accorto, è nato. Nata la bambina. Non lo sapeva nessuno. Questa bambina bellissima. Vittoria Lucia Ferragni. Quanti cazzo di cognomi ci hanno messo a sta bambina? Nonostante il cognome è anche del padre, quello volevo dire. A lui è sua. No, perché mo la polemica. Però è una bellissima cosa. Sì, no, è una bellissima cosa. bellissimo. Com'è? Noi abbiamo seguito la bambina proprio da tempi non sospetti, da quando hanno cominciato proprio a procrearla, agli inizi proprio le prime robe che si mettevano nella macchina a fare queste cose, da quando era ancora nel pensiero dei... Dall'inizio la seguono questa bambina, perché stanno sempre a fare storie, Maria. Sappiamo tutto, eh. Ma sto fatto che loro ogni emozione, ogni cosa. Ma è normale, sai, che hanno sempre il telefono in mano. Cioè loro stanno a condividere ogni emozione con il telefono in mano. Entra alla casa del figlio il bambino con il telefono in mano così. Cioè abbraccia il bambino sempre col telefono in mano. Infatti, poi, fino alla fine, fino a prima di entrare in sala parto con il telefono in mano a fare le storie. Infatti a un certo punto ho temuto, non è che fa vedere anche da dove esce la bambina, perché mi spoilera con mio figlio che sa ancora la cosa della cicogna, non vorrei, No, capito, no, è vero, è vero. tradirlo. Ci siamo spaventati, però la bambina è nata, è bellissima, sta bene, grazie a Dio. Non l'hanno registrata al comune dove si fanno le cose, ma l'hanno registrata direttamente alla Camera di Commercio, Sì, sì. alla bambina, sì, 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 direttamente sì, là, sì, sì. non all'ufficio anagrafe, perché non so se hai visto Maria, questa bambina, loro guadagnano un sacco di soldi perché Ferragni ci ha appoggiato la linea d'abbigliamento. Hai visto che ha fatto? Maria, sta bambina, i primi 20 minuti di vita, ha fatturato quanto è la mucchina nel 2020, ragazzi. Sta bambina è un marchio, è un marchio. Però chiudo con questa cosa perché Sì. va bene tutto, però non è stato bello come cosa? gesto, dico. Lasciare un bambino, il figlio grande, Leo, Ah, è vero. l'hanno lasciato a casa. Sto Ma bambino. figurati. E non No, è stato no, 2 giorni Maria. a casa da solo. Noi siamo fan poi, Maria. Io chiamavo da Amedeo, dico, senti, ma tu hai saputo se per caso Leone ha cagato stasera? Ma dico pure io, i genitori, Chiara, Federico, mandate un influencer di cortesia a casa che gli fa le storie in faccia al bambino mentre fa la cacca, la pipì. Noi lobotomizzati abbiamo bisogno di loro. Maria Bella, noi
ce ne andiamo. Ricordati la promessa che ci hai fatto. 16 aprile. Ehi, E il chi è la prima 16 ospite che viene al aprile. programma Io. nostro? Brava! Mi raccomando, Maria. Ancora ti inventi qualcosa che c'è avuto un problema? No, ragazzi, non sono potuto venire perché ho accompagnato Maurizio al corso di Pilates. Mi raccomando. Non trovare scuse. Ehi, Ma aspettiamo! mi fai come la sai fare tu. Sì. Felicissima sera. Felicissima in sera, serata. prima serata su Canale 5, 16 aprile, Pio Amedeo. Brava, Con grazie. Maria De Flick.